Oggi abbiamo nella rubrica di Veneto Globe, dialogando con, ospitiamo un Diego Reversani, un fumettista nato a Pieve di Cadore, giovanissimo ma già affermato e che piace tantissimo alle donne che lo apprezzano per il suo tratto moderno e attuale, oltre che per la gioventù, oltretutto, chiaramente. Nel porgere il ben arrivato al nostro ospite e ai nostri ascoltatori, siamo curiosi di conoscere dall'artista le motivazioni che hanno fatto nascere in lui la sua passione per il fumetto. Sì, quindi, ok. La mia passione per il fumetto sostanzialmente è nata in un giorno comune che tornavo da scuola e mi sono trovato di fronte il fumetto di un programma televisivo che a me piaceva parecchio all'epoca e mi sono trovato lì, l'ho comprato e appena l'ho aperto ho detto è questo che voglio fare per il resto dei miei giorni e da lì in poi ho disegnato ogni giorno fino ad oggi. Ecco, perché la sua cultura e il suo stile sono internazionali, hanno un taglio internazionale così marcato? Io credo principalmente che il fatto di essere comunque nato in Italia, però comunque per una gran parte della mia vita sono cresciuto all'estero, probabilmente questo mix culturale ha finito per influenzarmi in modo di avere un invasamento verso tutta una cultura generata da un mix di queste, ecco. Lei poi ha frequentato delle scuole d'Italia anche, Ho frequentato l'università qui in Italia, sì, l'Accademia di Belle Arti a Sanremo. e da questo ha confermato la sua passione, questo Questo ha studio. assolutamente confermato la mia passione, sì. Sì, ma oggi che viviamo, si cerca, la gioventù specialmente cerca di accentrarsi nei grandi agglomerati urbani. Che Certo, senso ha assolutamente. avuto per lei essere arrivato a Pieve di Cadore e lavorare a Pieve di Cadore? Ecco, lì è una cosa un po' particolare perché quando ero piccolo, che i miei si erano spostati in Brasile, io le l'avevo sempre detto che appena avrei diventato grande sarei tornato a Pieve, un po' per l'amore verso l'Italia, un po' per amore verso le montagne, e così ho deciso di tornare qua. Ma ha trovato delle difficoltà a lavorare in un piccolo centro, dovendo poi riferirsi ai centri maggiori e alle grandi città? Certo, sì, all'inizio mi sono trovato parecchio in difficoltà, devo dirlo. Ormai mi sono un po' più stabilizzato, un po' per commissioni, un po' per lavori che faccio io per conto mio. Alla fine adesso sono più a posto, però comunque sì, un po' di difficoltà inizialmente c'è stata. E con internet e con la fibra come si trova adesso a Pieve? Con l'internet, sì, sì, certo aiuta parecchio. Vivere senza internet credo sia impossibile al giorno d'oggi. Se ne sono accorti anche gli studenti, è vero, in questo momento? Assolutamente, sì. Sì, 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 certo. Sì, sì. Ma l'ambito della sua attività fumettistica qual è? Allora, principalmente sulla parte autorale, ovvero sono io che mi preoccupo di praticamente tutta la parte pubblicazione e tutto quanto, fino a che non arrivo a contatto con un editore. Sostanzialmente, cioè, può vedere, ho le Sì, mie sì, prove di sì, sì. stampa, eccetera. Però sì, sostanzialmente così, o se no mi occupo anche molto dalla parte grafica, come grafica pubblicitaria per aziende, cose di questo genere. Lei fa anche copertine di libri e fa Assolut- anche i fumetti all'interno di volumi di qualche a- libro? Assolutamente sì, ho già lavorato con un signore che voleva fare il suo fumetto autorale ancora qualche anno fa. E appunto mi ha chiesto sia delle illustrazioni, la copertina, anche qualche fumetto. Questo comporta un lavoro veramente importante perché fare fumetti
bisogna saper disegnare e poi anche rendere questi disegni che siano accettabili agli altri, al pubblico. Certo, certo, E, assolutamente. Infatti, una delle cose principali che mi dicevano sempre all'università era non mettere mai in difficoltà il lettore. E il discorso proprio che devono comunicare bene tra se stessi sia la parte scritta che la parte disegnata, perché avere molto di uno e poco dell'altro non comporta un buon lavoro, assolutamente. ecco, e questo suo tipo, questo suo, più che un lavoro, io la considero un'attività artistica, perché chiaramente non è come creare un pezzo di vetro, fare un paio di occhiali o qualcosa del genere, Certo. ma è un esercizio mentale che comporta uno sforzo e anche un'utilità notevole. Questo tipo di attività viene apprezzato qui in Italia e anche all'estero o come? Sì, viene apprezzato, io direi dipende molto, dipende da chi sei, da chi non sei, da cosa fai, da cosa non fai. Attualmente per me sono molto più apprezzato all'estero attualmente, che è dove c'è una maggior parte di seguito, anche per conto del Brasile, eccetera. Nei paesi esteri sono più seguito, ecco. Ma Sì. sì, culturalmente il Brasile noi lo conosciamo poco, so che è una confederazione di stati dove gli italiani sono molto numerosi, ma Mhm. la cultura italiana in Brasile è rimasta in parte oppure c'è quella nuova brasiliana? Allora, dipende, dipende dalla regione del Brasile. Tipo verso più il sud del Brasile c'è comunque un seguito molto grande della cultura italiana, anche perché ci sono molte persone che sono parenti di italiani o comunque che i nonni o i bisnonni erano italiani. Quindi comunque un po' di seguito nei confronti della cultura c'è, assolutamente sì. Beh, io ho fatto un'esperienza con il Rio Grande do Sul, Sì. dove ho conosciuto un personaggio che quando ha compiuto cent'anni, Mm. gli abbiamo fatto, grazie a Tonin Bergamo di Pieve, abbiamo fatto arrivare il Cavalierato al Merito della Repubblica Dai. dall'ambasciata italiana in Brasile Bello, che e forza. gliel'hanno consegnato il giorno che compiva i cent'anni. Pensa un po'. Lui era Pensa. di Vigo e Lorenzago e è stata una grandissima emozione anche per noi che l'abbiamo potuta fare. Lo immagino, sì. Sì. Poi noi abbiamo anche dei rapporti con Criciúma, Mhm. specialmente il Coro Cadore ha dei rapporti molto forti anche con Criciúma e con altre zone del Brasile. Ma comunque Ah, ne parleremo in un'altra occasione va perché bene. qui parliamo di Diego, non parliamo del Brasile o delle emozioni. Ecco, Certo. eh, altri stati con i quali ha lavorato in Europa o in altre parti del mondo, quali sono? Allora, io ho lavorato appunto col Brasile, ho fatto qualche commissione per dei brasiliani e anche avevo fatto qualche commissione, se non mi sbaglio, potrei dire una sciocchezza adesso, però anche per la Spagna avevo fatto una commissione, ma una piccola commissione si tratta. Per lo più erano quelli discorsi. Quello che intendevo prima del seguito era più verso il seguito su reti social come Instagram e quant'altro. Visto che parliamo di fumetti, io Mm. devo fare una domanda che mi è stata chiesta, no? Che non Sì? rientra fra quelle che avevamo chiacchierato prima, no? Avevamo indicato prima. L'Italia ha Mm. un fumetto che è ormai alla mia età praticamente, no? Sì. Quello di Tex Willer, Tex Willer, Esatto. ma è conosciuto anche all'estero questo. Tex Willer, io so che ci sono dei piccoli gruppi che seguono comunque l'editoria italiana anche all'estero, però per lo più no, non lo conoscono Non così lo tanto conoscono. all'estero, no. No, è per quello allora che mi telefonano, io che faccio parte della famiglia che sono migranti, mi telefonano dall'estero per farsi spedire le coppie di Tex Wheeler quando esce Sì. una volta al mese.
Ecco, allora Sì, sì, ritorniamo certo. ai fumetti di Diego. Quanto Mm. tempo ci vuole per realizzare un fumetto o dei fumetti? Allora, sostanzialmente un fumetto, disegni, testo, sceneggiatura, tutto quanto, ci mette in media 1 anno ai 2 anni. Dipende dal fumetto e dipende anche da come è scritto, insomma. Sì, all'incirca 1 anno, 1 anno e mezzo, dipende molto. I suoi fumetti possono essere anche fatti movimentati, diciamo, come quelli di un video di Topolino, un film di Topolino, questo? In che Cioè, nel senso? senso che come i cartoni animati? Ah, sì, si possono trasformare, sì, con il lavoro dietro, però sì, Sì, è possibile farlo. è assolutamente E possibile farlo, sì. noi adesso stiamo cercando di creare un personaggio cadorino, Sì. no? Che volevamo farlo non in film o fotografie, ma farlo un fumetto. Mhm. Perché noi, e sa che noi siamo in un mondo ladino, Sì, dobbiamo sì, promuovere, quest'anno sono 40 anni che c'è l'Unione Ladina, e dovevamo promuovere una pubblicazione. Che certo. cosa comporterebbe partire con un fumetto di questo tipo? Cosa comporterebbe? Beh, Cioè intanto creare un personaggio che poi diventi il protagonista. Sì. Ci vorrebbe qualcuno che stia dietro a una sceneggiatura dove si creerebbero piccole storie poi per un personaggio che si muove all'interno di queste piccole storie. Quindi sarebbe più creare un soggetto, un posto dove vive e poi delle piccole cose che succedono durante le storie, così da renderlo coinvolgente al pubblico. Sul mensile Il Cadore, che è uscita una pagina a lei dedicata, Mm. viene anche lanciato la proposta di collaborare con il mensile, con i giornali locali. È Sì, fattibile? penso proprio di sì, assolutamente. Cioè trovare una sua rubrica che magari come una volta ogni mese, ogni 2 mesi, o quello che è anche richiesto magari dai fatti che succedono, ci sia la possibilità di avere un fumetto. Certo, assolutamente, anzi mi Es- farebbe molto piacere. Ecco, allora io già faccio l'invito alla prima convocazione della redazione, manderò un Sì, invito anche a Diego Reversani. E noi ok. avevamo già un fumettista o quasi un vignettista, diciamo, più che altro, Eronda, conosciuto Eronda? Mm. È un Mario De Donà Lorenzago che è morto, ha vissuto la sua Ah, vita facendo pubblicità, sì, 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 e affreschi poi anche, sì, è morto qualche certo. anno fa a Belluno. Lui faceva ogni mese per il Cadore, faceva una vignetta criticando i fatti che a lui non piacevano. Sì, certo. Co- co- Capito? Cioè, Sì, creando anche un intervento, anche, non dico artistico, politico, però senz'altro di costume, di costume. Potrebbe essere assolutamente. interessante questo? Sì, assolutamente sì, Ecco, allora ne assolutamente. parleremo fra poco. Certo. C'è un sito web dove si possono vedere i suoi e anche acquistare le sue opere? Assolutamente sì, io lavoro molto con Instagram, quindi se Sì. cercando Diego Reversani dentro Instagram si trovano le mie opere e tutto quanto e volendo si può contattarmi dentro Instagram proprio e chiedere delle commissioni, delle opere, delle stampe. Volendo anche si può contattare direttamente alla mia mail diegoreversani@libero.it. E questo potrebbe essere anche che magari per qualche evento, qualche compleanno, qualche evento Assolutamente sì, straordinario, è assolutamente sì, possibile farlo, no? sì, Ecco, sì. la risposta del pubblico, io non parlo solo di quello cadorino, ma di quello italiano, com'è stata? Riguardante... Riguardanti i suoi fumetti, solo i suoi fumetti. C'è stata una Sì, risposta? c'è sempre una risposta positiva per lo più. Sì, sì, insomma, il discorso è che
c'è sempre questa risposta positiva e cerco sempre di adattarmi un po' a quello che vuole il pubblico anche, però sempre cercando di fare quello che piace a me, perché se no non avrebbe neanche No, senso non avrebbe farlo. senso, Eh, veramente. La creatività andrebbe messa in un sì, angolo, no? sì, Ecco, assolutamente. ehm, una ultima domanda prima di lasciarci. Sì. A Pieve, una cosa che a me interessava chiedere, perché quando si parla, quando si chiacchiera in un bar, anche se adesso è molto difficile, Mm. se io voglio fare un regalo per una mia figlia, per una ragazza, per una fidanzata, dove posso trovare le sue pubblicazioni? Ci sono dei libri che lei ha già fatto e che sono magari nel circuito editoriale? Ecco, attualmente a Pieve no, non si possono trovare purtroppo, sarebbero proprio da venire a contattarmi nel caso, Cioè, però direttamente, sì. è direttamente da me, però ogni tanto, almeno adesso un po' meno perché ovviamente la situazione non lo permette, però partecipo a alcune mostre in giro per la zona e quindi direttamente anche lì si può discutere sull'argomento, ecco. Se dovessero rifare la manifestazione Boschi di Carta la prossima estate, Mm. lei parteciperebbe? Sì, col dovuto Sa, invito, volentieri. sa che ogni anno, sono 5 anni ormai che fanno questa Sì, 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 manifestazione Boschi di Carta, che è l'editoria di montagna, no? certo. Ecco, e in questa editoria di montagna ci sono anche libri, non dico solo per bambini, ci sono le case editrici per bambini, ma Sì, sì, case sì, sì. editrici come per esempio i lavori anche di quella signora di Possale, la sorella di Andrea da Portà, Mm, di Susanna, che anche lei i suoi disegni li mette dentro in questa manifestazione. certo. Parleremo con Roberto Darè, che è il titolare della manifestazione, sentiremo che cosa si possa fare. Va bene, volentieri. Intanto, sì. Allora, noi adesso qua ci salutiamo. Io ringrazio Diego Reversani perché ha portato una ventata di gioventù, una ventata anche di fantasia, perché chiaramente se non c'è la fantasia non si può fare niente con il fumetto. E io le auguro, a proposito, volevo chiedere, ha qualche disegno, qualche obiettivo? Qualche disegno obiettivo? Cioè, se c'è qualche obiettivo da raggiungere che si è prefisso, magari il lavoro che ha iniziato e vuole completare. Sì, e allora io adesso attualmente sto lavorando a un progetto di fumetto che non posso molto parlarne, ecco, però si tratta di una storia completamente scritta da me, anche disegnata da me. Questo sarebbe un Sì, pezzo di stampa che sì, non sì, ho potrei neanche capito, farlo sì, vedere, sì, ma va bene. così. Tutto qua. Il mio obiettivo è finirlo per ora. Ecco, benissimo. Allora noi ringraziamo Diego Reversani per quello che ci ha raccontato della fumettistica e anche come si fa da un centro piccolo come Pieve, perché adesso abbiamo meno di 4.000 abitanti, purtroppo, Mm, a sopravvivere e a cercare una strada propria. sì, Questo è l'importante, avere assolutamente. un sogno, avere un futuro aperto, invogliando chi della sua età e anche quelli più giovani di restare qua e di poter attivare delle attività bellissime, moderne, adesso col digitale lo consente, è Mhm. consentito per il loro futuro e anche per i loro studi, chiaramente. Certo. Grazie Diego e grazie ai nostri ascoltatori per averci seguito. Grazie, grazie a Buona lei. giornata a tutti. Altrettanto.